Tutto pronto per la terza corsa, premio EasyBet Pro Virtual Solutions, prova per 3 anni, vincitori da 7.500 a 20.000 euro in carriera. L'1 Isabel Indal, Alessandro Gocciadoro, 2 Iago Rock, Carmine Piscuoglio, 3 Igea Trio, Giuseppe De Filippis, 4 Johan Jet, Lorenzo Baldi, 5 Indian Fire VF, Marco Stefani. Favorito Iago Rock quando la macchina si prepara al lancio. Partiti. Sbaglia Indian Fire VF al comando Isabel Indal che respinge Igea Trio all'imbocco della prima curva e così al comando Isabel Indal nei confronti di Iago Rock di fuori Igea Trio. Indian Fire WF Poi squalificato. Johan Jet che segue in quarta posizione. 14,8 per i primi 200 metri di corsa con al comando Isabel Indal che precede Iago Rock, Igea Trio, Johan Jet, mentre è finito a tabellone Indian Fire VF che tra l'altro sbaglia nuovamente nel tentativo di lavorare da squalificato. 400 metri iniziali passati in 31,3 con la mossa esterna da parte di Johan Jet che si scopre e va su Iago Rock per puntare alla testa della corsa, che è quella di Isabel Indal, in salchi alla quale Alessandro Gocciadoro sta imponendo ritmo molto blando alla contesa, passa in 48,3 i primi 600 di corsa e viene sotto alle tribune in vantaggio. Isabel Indal guida nei confronti di Iago Rock, di fuori Johan Jet alla corda Igea Trio, quando siamo verso il completamento dei primi 800 metri di gara che Isabel Indal passa in 1,3,5 sul piede dell'1,19,5 al chilometro. Isabel Indal guida nei confronti di Iago Rock, Johan Jet che si impegna sempre allo scoperto, in coda rimane Igea Trio, schema cristallizzato ormai da 500 metri, chilometro in 1,19,5, continua in vantaggio Isabel Indal, Johan Jet che prova ad impegnarsi ora all'esterno ma fa fatica ad arrivare ad apparigliare completamente la leader, così Iago Rock non ha dove andare, Igea Trio prova ad andare in schiena a Johan Jet quando siamo a 400 dal palo. Tutto comodo per Isabel Indal che si porta sempre in scia Iago Rock, Johan Jet di fuori non punge, muove in terza ruota Igea Trio, aspetta l'open stretch Iago Rock a 200 dal palo, Isabel Indal è in vantaggio, Alessandro Gocciadoro ora le richiede di andare, allunga Isabel Indal nei confronti di Iago Rock, Isabel Indal stacca e vince nettamente su Iago Rock, al terzo Igea Trio, 1,17,6. Coast to coast di Isabel Indal, Alessandro Gocciadoro per Andrea Esposito e i colori della scuderia Indal per la 3 anni da Zemaria e Sara Del Pino che in percorso d'avanguardia si impone nettamente, ferma tutta strada, poi stacca in retta, Iago Rock è secondo, Igea Trio terza.